di cui narro perché mi tocca le grandi imprese in questa festa e poi di loro narreremo anche le gesta. Avete inteso, gente mia, che brigata ganza, che già dall'eterno giorno che s'è iniziato sono sbronzi. Li potete vedere che essi sono tracollanti. Orsù, anche voi però applaudite tutti quanti, perché essi in vero son teatranti. Ed altri animaletti che, se io non sbaglio, mi sembra di notare anche un conaglio, e perché purtroppo la rima, come vedete, qualche volta mi fa prendere un abbaglio. Quest'anno è un anniversario importante per la manifestazione e per il gruppo storico Giulietta Romeo di Montecchio. È il 10° anno ed è un momento storico veramente per... È un momento storico, avete detto? No, perché il pubblico non l'ha capito bene, e quindi di ripetere qualche volta le parole ci conviene, è chiaro. E quindi, come gruppo storico Giulietta Romeo, volevamo dare un pensiero a Gianfranco in rappresentanza del suo gruppo per ringraziarlo dell'aiuto. Dai, piccolino, dai! Mentre quello, come vedete, si è messo ginocchioni lì senza uguali e cerca di dargli i santi ospitali. Lo portano via, forse in infermieria, e adesso deve però continuare questa voce mia, mentre qualcuno passa proprio qui in mezzo, in tono un po' imperfetto. Mi riferisco al fotografo, qui con il berretto. E voi, messere, dove andate? Occorrete qui, non ci stiate, perché è periglioso stare appunto alla battaglia. E gentilmente costui, come avete inteso, all'altro amico suo l'ha ripreso, e dopo il ferro nella pancia proprio gli è sceso, e come voi vedete, mentre qui io mi conduco, proprio gli ha fatto un grande buco, e anche costui, proprio come vedete ormai da morto ritorna nella culla, è stato sconfitto sì, ma da una fanciulla. Sottolineiamo ancora con un applauso magno chi in mezzo a questa folla ha fatto il bagno
di musici e di rullanti e financo di tamburi, che forse sottolineati dai miei versi impuri non hanno giusto colto il momento sublime, ma io che devo continuare a utilizzare queste rime lo faccio adesso. Le coppie vincitrici degli anni scorsi, che come vedete sono stretti come morsi, perché sono al lato destro il bel Romeo e al lato mancino la Giulietta che gli è regina. Questo anno premiati e li premia il principe dei giullari, Monna Elisa Pellizzari e lo messer del cui nome io non vi tengo ignaro, Mirko Meggiolaro. Dite un po' qual è la vostra principale emozione, se tener la mano certo non vi dà un'erezione, no, volevo dire non vi dà una strana sensazione. Vieni Giulia e cazzola Alessandro! Sottolineiamo ben con plauso. Ed ora pubblico mio, tu che pensi? Che venga qui Michela Fenzi, e visto che questo gioco non è manomesso, sia accompagnata da Fabio Bruttomesso. Ed ora, visto che ormai sembra ad essere tardi, avanzi Marta Nardi, e qui con lei par che si conduca non certo Scapinluca, ma in questa guisa me li hanno messi sul programma e sto vivendo quasi un mezzo dramma che vorrei scappare dalla mamma. E allora ve lo dico io, Mattioli, Elisa e Fenzi Andrea, Asnicar Francesca e Basso Alberto, Huber Maria o Mayra e Noro Cristian, Forsato Marica e Mazzuccato Matteo, Zenere Erika e Mattiello Davide. Prima la regina, Danieli Giulia accompagnata da Cazzola Alessandro. Ah, Cazzola, ho capito. Sapete purtroppo, pubblico mio, il sole ormai m'ha martirizzato a presentare quindi qui, in mezzo a 1000 incensi, la Madonna Michela Fenzi. E con questo messere che vedete non è un fesso, insieme a lei c'è Fabio Bruttomesso. E poscia. Visto che da voi sono osannati, vorrei un plauso magno per Francesca Pilati. E visto che voi dovete drizzarvi su come candele, applaudite pure per Mimmo Michele. Or qui occorre che io ricordi di Dante il sommo duca per presentarsi a Pin Luca, insieme alla Madonna che scoppiettante di bellezza come petardi, ovvero Marta Nardi. E poscia, ecco, cari bambini e miei figliuoli, la bellezza divina di Lisa Mattioli, seguita da costui che, come vedete dalla platea, si chiama invece Fenzi Andrea. Ed or qui, in questa giornata quasi trecentesca, vorrei sottolineare la grandezza di Asnicar Francesca. Insieme a costei, guardatelo lì bello esperto, c'è il Basso Alberto. Ed or poi qui la mia rima non s'ammaina per presentare la Uber Mayra, insieme a costui che sembra entrare dentro ad un traforo, ovvero Cristian Noro. Ed ecco adesso io, che son giullare in carica, voglio presentare la straordinaria divina Orsato Marica. Insieme a costei l'accompagna un uomo molto educato, ovvero Matteo Mazzuccato. Ed or quindi non abbiamo terminato di presentare chi è stato da voi avvistato. Io qui però vedo un messere ed una madamigella che credo sia Zenere Erika e Mattiello Davide. Ora purtroppo io non sono come il sommo Paride e avevo un attimo di manchevolezza perché non avevo capito chi con tanta allegrezza entrava proprio da questa estremità. Seguitare senz'altro la bella festa che qui ci vede protagonisti, sorridenti e per nulla troppo tristi, perché ora proprio qui tra poco avrà inizio un novello gioco.